questa notte il forte vento ha fatto sì che la copertura della parte sud del cimitero venisse completamente sradicata. Abbiamo calcolato questa mattina con gli operai, mentre mettevamo in sicurezza l'area, circa 160 metri quadri di copertura. Nella nottata si è alzato un vento fortissimo che in poco tempo ha provocato danni soprattutto nel quartiere del Piave. Oltre al cimitero di Farra sono state letteralmente strappate le guaine di alcuni loculi nel camposanto di Col San Martino. Ci sono stati anche delle abitazioni che hanno subito, diciamo così, della caduta di coppi piuttosto che di rottura di qualche finestra, e ovviamente degli alberi sulla parte verso la pianura, per cui insomma gli operai sono tutta questa mattina che sono a lavoro per cercare di ripulire al meglio le strade e sistemare dove ci sono stati fenomeni, ecco, di interruzione delle strade da parte della caduta di alcuni alberi. Toccate in maniera marginale anche le zone dei comuni di Valdobbiadene, Nevidore e Pieve di Soligo, dove si sono registrate diverse cadute di alberi. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per mettere in sicurezza le strade e rimuovere rami e ramaglie cadute sulla carreggiata, mentre a Farra di Soligo i danni sono consistenti, come ci spiega il sindaco. Questa mattina, quando abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo visto, io mi sono messo le mani nei capelli, perché tutto questo è un in più. Già abbiamo dei costi enormi per sostenere l'aumento di bollette e le utenze varie. Questo è un in più che va ovviamente a gravare sulle casse del comune. Non ci voleva, è chiaro, perché ovviamente quei soldi li avremmo impegnati da altre parti, e quindi cosa fare? Ci rimboccheremo le maniche come siamo abituati a fare, stringeremo i denti e risistemeremo anche questa cosa.